Il nuovo album dei Bertas si intitola Cambia il mondo, il più longevo gruppo sardo torna con 16 brani originali e un mix di generi musicali. Ora la musica cambia il mondo è il titolo dell'ultimo disco dei Bertas, il più longevo gruppo sardo, torna con 16 brani originali e una miscela di generi musicali. Mario Mossa. Era dal 2007 con Samissa che i Bertas avevano smesso di produrre novità. Dopo numerose esperienze in sardo ripartono dall'italiano come Fatalità del 67, ma in 50 anni è cresciuta la creatività. Ogni lume lasciato spento splenderà, ogni amico che non ha pace tornerà. Tutto in italiano, però comprendeva tante cover. Queste invece sono tutte composizioni nostre, tutte in italiano. Dell'amore, la forza che cambia il mondo intorno a noi, cambia il mondo. Un trio storico che si esibisce dal vivo ormai da anni con un gruppo più numeroso. Siamo in 8 perché nei concerti abbiamo bisogno di una batteria, Fabrizio, di un basso, Giuseppe, di 3 coristi che sono Maria Rosaria, Enrica e Franco. Cambia il mondo e ciò che luce farà, ciò che pace farà. Un progetto libero, senza vincoli tematici, perché cambiare può significare anche voltarsi indietro. Per noi siamo voluti tornare a quel periodo piacevole dove i 33 contenevano un po' di tutto e in questo album c'è un po' di tutto. Ogni pianta dà frutto